Telespettatori di 7 Gold, ben ritrovati ancora una volta con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in diretta ogni mercoledì a partire dalle 15:20 per parlare solo di calcio dilettantistico siciliano. Ed oggi sono doppiamente contento perché vado subito a presentare il nostro ospite di questa puntata, perché è un presidente in questo momento vincente, proprio perché questa stagione per l'Atletico Catania ha un doppio significato: si ritorna in paradiso, si ritorna in promozione. Parliamo con Gianluca Barbagallo, presidente dell'Atletico Catania. Ciao Gianluca, tra l'altro sveliamo una cosa importante. Per me è casa. Per te è casa. Con Gianluca, insomma, abbiamo aperto un po' il progetto e il percorso di Penalty. Pensate un po', le prime due edizioni, le prime due stagioni di questa trasmissione ci hanno visto conduttori insieme, quindi insomma mastichi calcio a 360 gradi. È stato un progetto all'epoca coraggioso, assolutamente, 2011-2012, che aveva una grande visione prospettica, e poi sei riuscito a realizzare questo percorso siamo straordinario, diventati grandi, che ha consolidato oramai questa trasmissione nel panorama televisivo, ma soprattutto nel panorama dello sport dilettantistico. È diventato un cult, no? È vero. Siamo rappresenta un po' quello che era la domenica sportiva degli anni 70-80 per gli amanti del calcio. Anche perché quando abbiamo iniziato nel 2011, insomma, si parlava pochissimo di calcio dilettantistico. Non si parlava proprio. Poi qualcuno cominciò a copiarci. Va bene, ci può anche stare, e siamo contenti perché poi dopo abbiamo aperto, come si suol dire, un portone, e dentro poi sono arrivati tantissimi altri colleghi, tantissime altre trasmissioni. Poi alla fine io penso che sia soprattutto il telespettatore che deve scegliere se vedere una trasmissione oppure un'altra. Sono assolutamente d'accordo, però all'epoca fu veramente un grande atto di coraggio parlare di dilettantismo in televisione, perché non ne parlava nessuno. Assolutamente. Allora, Gianluca Barbagallo è anche presidente di una società storica, l'Atletico Catania, che ha militato per molte stagioni tra i professionisti, e adesso ultimamente è caduta un po' non nel dimenticatoio, però il suo percorso l'ha vista di nuovo con un progetto di risalita. Diciamo che c'è stato qualche anno di difficoltà. Ci possono stare. Nella gestione economica, nella gestione societaria, che ci ha visto passare dai playoff per andare in Serie D qualche anno fa, alla retrocessione in seconda categoria di 2 anni fa. Però poi la riorganizzazione, anche perché la storia, il blasone, poi c'è anche la passione tua personale. C'è l'amore. L'Atletico è una squadra anomala nel panorama calcistico, io penso, a qualunque livello, perché la trave, la portante è l'amore. Bravo. Tu ci sei stato in quella società, sai benissimo che tutto trasuda amore, tutto trasuma sacrificio, perché tutta composta da tifosi, tutta composta da gente che ama quella squadra, come quella maglia è una pelle per me, non è una maglia di calcio, per cui tutto quello che viene fatto con grande sacrificio e con grande passione. È vero, e tra l'altro questo sacrificio è stato premiato in questa stagione con il ritorno, io dico, in paradiso, nel senso che si ritorna a vivere una categoria un po' più importante, che è il campionato di promozione. Che stagione è stata questa che si è conclusa poi praticamente, potenzialmente non proprio questa domenica, perché questa domenica avete avuto la certezza matematica? Per noi sì, perché abbiamo fatto di tutto per rovinarcela questa stagione, no? Che da agosto, che grazie alla collaborazione con Angelo Carta, che ha ricoperto il ruolo di DS, di Fabrizio Belluso, che è stato il mister, abbiamo creato su carta un progetto che aveva come unico obiettivo la vittoria del campionato, un po' presuntuoso come ragionamento, però ma era quella la mission, non era previsto un risultato diverso, avevamo l'ossessione della vittoria e l'abbiamo portata avanti nonostante grandi sacrifici, nonostante un grosso momento di difficoltà a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno, che ci ha visto. Ma in una stagione ci stanno questi momenti in cui insomma la carica viene un po' meno. Sì, perché abbiamo avuto qualche assestamento per il mercato dicembrino, è una mattanza delle squadre di qualunque categoria. Anche perché c'erano molte richieste, soprattutto di vostri giocatori che avevano fino a quel momento abbiamo dovuto fare i salti mortali per convincere. Qualcuno l'abbiamo perso, e nelle settimane successive, nonostante sia stato rimpiazzato con gente di pari livello, anzi forse anche di qualche gradino superiore, ma l'assestamento ci è costato 6 punti, che sono quei famosi 6 punti che ci avrebbero consentito di finire in maniera un po' più tranquilla la stagione che si è conclusa a Mazzarino con la vittoria fuori casa, ma potenzialmente, probabilmente il momento più importante è stata la vittoria proprio fuori casa, in infrasettimanale, vincendo con la seconda classifica. Era una vera e propria eravamo finale. a pari punti, infatti,
quindi, e lì probabilmente avete toccato con mano questo vostro grande sogno. La forza di questo gruppo, perché bisogna darne atto a Mister Belluso di aver tirato su un gruppo forte dal punto di vista proprio della psicologia, no? Della gestione delle difficoltà, e di aver vinto tutti gli scontri diretti, sia all'andata con ritorno, sia con la Don Bosco, fondamentali che con la Belvedere. Finale, la Belvedere, che sono le due competitor quelle più importanti, sì. Quindi dal punto di vista della gestione dello scontro con il pari livello siamo stati sempre superiori, ma siamo stati in testa per un anno intero, sostanzialmente, tolte quelle 3 partite lì. Tra l'altro l'unica squadra nella storia del calcio italiano che vince un campionato nonostante il punto di penalizzazione. È vero, meno un punto in classifica. Per una vicenda dello scorso anno lo vinciamo con la migliore difesa e con il secondo migliore attacco, quindi lo vinciamo accreditandoci con un ruolo di protagonista, no? Allora Gianluca, io ho preparato 1 minuto e 45 di alcuni momenti importanti di questa festa a Mazzarrino, tra l'altro sentiremo anche Mister Belluso, però prima di vedere questa clip io credo che sia fondamentale anche capire quale sarà adesso il percorso in promozione per l'Atletico Catania. Tu mi conosci, no? È come se ti conosco. Sai che io sono uno che fa il passo per la gamba. Giusto, ed è giusto che sia così. Nonostante faccia l'artista di professione, ma i voli pindari ce li faccio solo sul Di palcoscenico. questa cosa poi ne parleremo dopo. Il pragmatismo del gestore, soprattutto di gestore di risorse che non sono mie, ma io gestisco soldi che vengono da altre parti, mi porta a dire che servirà un consolidamento. Chiaro. Servirà soprattutto una difesa di una categoria che è sempre più difficile, che la promozione di oggi è diversa. Un gradino superiore, indubbiamente, rispetto alla prima categoria, certo. Ciò che sicuramente pensiamo di fare è una squadra molto giovane, perché poi con la riduzione dell'Under, ne parlavamo fuori onda, no? La prossima estate sarà un po' un'estate strana per il mercato dei dilettanti, perché l'eliminazione dell'Under dalle alte categorie di promozione e eccellenza non farà altro che fare scivolare verso il basso purtroppo questi ragazzi. Quindi chi sarà bravo a prendersi quelli più bravi potrà fare una squadra giovane e di livello. È un ragionamento giusto quello che stai facendo, sì, effettivamente è così. Contiamo di fare questo, no? Una squadra giovane, di livello, che possa intanto radicarsi nella categoria. Dentro però qualche elemento di esperienza ci va, è necessario. Di promozione è necessario. Altrimenti rischi tanto. Rischi tanto poi. Quindi il primo passo è la difesa della categoria, conquistata con grandi sacrifici. E poi tutto quello che verrà dopo, ben venga. Esatto. Poi l'Atletico, tu meglio di te, ha un DNA fatto di lotta, sacrificio e attesa, per cui la lotta, il sacrificio e l'attesa fanno parte delle nostre qualità migliori. È vero, hanno cementato dentro di voi la grande passione del calcio. Passione del calcio che è esplosa con la vittoria in casa del Mazzarino, vittoria importante perché ha dato la certezza matematica che la prossima stagione l'Atletico Catania disputerà il campionato di promozione. Guardiamo la clip. Sì, molto intense, i ragazzi del Mazzarino ci hanno messo i mezzi per provare a non farci vincere, ma abbiamo vinto! Si vede che abbiamo vinto! Si vede! Grazie! Sapevamo che sarebbe stata durissima perché abbiamo incontrato veramente degli ottimi compagini che ci hanno dato del filo da torcere fino alla fine. Forse tanti episodi così sfavorevoli, però poi alla fine l'abbiamo portata a casa, grazie anche al fatto che l'ultima partita con gli amici della Mazzarinese abbiamo avuto questa fortuna di trovare una squadra magari con meno motivazione. Però tutto il campionato tiratissimo, tutto il campionato molto equilibrato e lo dimostra pure la classifica che è molto corta. È una breve clip, però è significativa perché le emozioni del gruppo atleti, dei dirigenti si percepisce. Avete creato comunque anche un bel gruppo, quindi questa è una bella doppia soddisfazione. Sì, il merito di questa vittoria è sicuramente del gruppo, perché è un gruppo di calciatori comunque di livello, non lo dico io, lo dicono i numeri.
e del tecnico che è stato in grado di tenere questo gruppo. Che tra l'altro, insomma, lo scorso anno ha portato il Santa Venerina in promozione, quindi... Di fatto è un po' lo stesso gruppo, no? Sostanzialmente c'è stata questa migrazione che per il secondo anno consecutivo ha ottenuto lo stesso obiettivo, quindi è un gruppo vincente, ma infatti quest'estate, quando dicevo, è stato scientifico il lavoro, no? Perché è stato fatto un lavoro di selezione delle persone che potessero farci vincere il campionato. Già direttamente. Non avevamo un obiettivo differente, anche i playoff sarebbero stato un obiettivo che oggi andare in promozione. Ci sono delle squadre che hanno fatto di ripescaggio quest'estate, sono ritrovate in promozione non avendo vinto i campionati, quindi volendo non sarebbe stato utopistico fare la promozione. Insomma, però farla vincendo sul campo era il nostro obiettivo. Chiaro. Per farlo ci siamo affidati alle persone esperte del ramo che hanno vinto i campionati con lo storico, e per cui Angelo Carta, Mister Belluso e tutti i componenti di questo gruppo forte. Siciliano, insomma, nome che è ritornato un po' a casa, no? È cresciuto nell'Atletico. Fare nomi ci crea soltanto un problema, perché magari rischiamo di dimenticare qualcuno, ma c'è gente che ha fatto categorie superiori, che sono Furnò, Filetti, abbiamo visto nelle immagini, Zumbo, Garufi, è una squadra, i fratelli Papaserio, c'è una squadra veramente forte per la categoria, ha dimostrato tutta il suo gente valore. che in prima categoria, insomma, ha un suo perché, capisci? Per cui adesso abbiamo fatto dei nomi, magari ce ne stiamo dimenticando altro, ma dico, tutto il gruppo ha il grande merito di averci creduto. Guarda, ti dirò la verità, tu lo sai che sono le cose, io a febbraio non ci credevo più. Addirittura? Dopo quelle 3 partite in cui abbiamo perso 6 punti. E invece poi alla fine il gruppo ti ha dato una risposta diversa. Infatti io la prima cosa che ho fatto con i ragazzi è stato scusarmi, ho detto guarda, io ero il primo che non ci credevo più, e quindi vi rendo merito, e lo faccio adesso in diretta televisiva, rendo merito a questo gruppo di avere fatto quello per cui era stato messo insieme, nonostante la mia diffidenza. Certo. Bene, allora abbiamo raccontato in un certo senso questo percorso vincente dell'Atletico Catania, che tra l'altro la prossima stagione appunto seguiremo nel dettaglio, perché disputerà il campionato importante di promozione. Adesso dobbiamo voltare pagine, perché parliamo di Serie D, lo facciamo con il campionato di Lega Nazionale Dilettanti. Domenica si è giocata l'11ª giornata di ritorno, abbiamo già la schermata con i risultati: FC Pompei che batte il Ragusa 2-1, pareggio tra Vibonese e Città di Aciriale, pareggio anche tra Paterno Calcio ed Enna Calcio, vittoria fuori casa importantissima per la Regina, 1914 1-0 contro il Sambiase, vince la San Cataldese 2-0 contro la Scafatese, vince anche il Siracusa 3-1 contro la Castrum Favara, vince anche la Nis FC in rimonta contro il Città di Sant'Agata per 3-2. Ha riposato il Licata Calcio perché, come tutti ben sanno, si è ritirata l'Acragas. Diamo uno sguardo anche alla classifica, dove abbiamo ancora questo testa a testa tra Siracusa Calcio e Regina 1914, la squadra siciliana in testa con 63 punti, con 59 il gruppo Amaranto, con 50 la Scafatese, 49 Sambiase, 46 Vibonese, 42 Nis FC, 38 Paterno Calcio, con 33 Nuove Gia Virtus, 31 FC Pompei, 28 Ragusa Calcio, con 27 Castrum Favara, San Cataldese e Città di Aciriale, 25 punti per l'Enna Calcio, con 22 il Licata Calcio, 19 per Città di Sant'Agata e Locri 1909. È importante anche guardare il prossimo turno, perché si ritorna in campo praticamente subito, domenica, con Castrum Favara San Cataldese, Città di Aciriale Paterno Calcio, Città di Sant'Agata Sambiase, Licata Calcio Siracusa Calcio, Nuovi Gia Virtus contro l'FC Pompei, Ragusa Calcio Nis FC, Regina 1914 Vibonese Calcio, ed infine Scafatese che giocherà in casa contro il Locri 1909. Voglio partire subito con delle immagini, con la sconfitta del Ragusa in quel di Pompei, a dimostrazione che questo Ragusa probabilmente all'inizio, insomma, nessuno poteva sperare in una certezza di permanenza in Serie D, la davano come una delle possibili squadre
retrocesse, eppure invece dopo un periodo certamente un po' problematico ha fatto punti che l'hanno di nuovo rilanciata in classifica. Ci può pure stare la sconfitta contro il Pompei, no? Tra l'altro Pompei è un campo strano, no? Questa squadra è in grado di grandi prestazioni. Gli obiettivi all'inizio erano quelli di vincere il campionato. E di risultati poi tremendi, no? È di scivolate inaspettate, però è un campo dove ci può stare che perdi, no? Perché il Pompei era stato costruito per vincerlo, per cercare di fare un campionato importante. Poi questo magari... è il sogno di molti, no? Cioè, molti in società puntano a vincere il campionato, spendono tantissimi soldi e tutto questo succede in Serie D, e poi le cose invece poi sul campo sono soprattutto diverse. Le campane che si ritrovano nel girone Siculo-Calabro soffrono nonostante hanno secondo me un approccio, una tra virgolette presunzione sportiva di credere che sia più semplice, e invece non lo è. Invece alcuni campi della Calabria come alcuni della Sicilia sono ostici e per le squadre che vengono da troppo lontano anche difficile da comprendere, perché tu pensi Castrum, Favara, Saran, Gambetti, invece vai a Favara, a Favara ci sono 2500 capito? persone. E allora comprendere che il Siculo Calabro è probabilmente più ostico del Campano pugliese o del Molisano. Però è anche vero che per fare il girone spesso e volentieri vengono inserite spesso appunto molte squadre campane. Che sono quelle che poi pensano di poter vincere facilmente il campionato e invece fanno, penso alla Cavese di qualche anno fa, bravo, no? Che fece una squadra di seguito. O penso alla Nocerina che non riuscì a vincere il campionato cioè penso a queste squadre che credono che possono trovare campi semplici. In questo caso comunque il Ragusa, giusto per restare nel merito, sta facendo un campionato al di sopra probabilmente delle loro stesse aspettative, perché è vero è che non è un organico che poteva competere per la vittoria, ma era un organico che poteva competere per una salvezza, bravo, ma sta facendo... E siamo contenti perché comunque sappiamo benissimo come la piazza di Ragusa è una piazza importante e in Serie D ci può stare ampiamente. Io ho tanti amici a Ragusa, è una squadra che merita di stare quantomeno lì. Assolutamente. Un'altra partita certamente molto importante è stata quella che ha giocato il Città di Acireale in campo contro la Vibonese. Vibonese che tra l'altro, insomma, anche loro erano partiti con l'idea che probabilmente avrebbero fatto un campionato di vertice, poi le cose sono cambiate. È già da 2 anni che la Vibonese tende di vincere il campionato, no? Tra l'altro c'è Caffo che è un presidente catanese, tra l'altro, infatti. No? Cerca di portare la Vibonese laddove era, perché la Vibonese era nei professionisti. Non è mai facile, perché purtroppo campionati su carta non ne vince nessuno tranne che l'Atletico. Scherzo, campionati su carta non si vincono, non si vincono, e in Serie D in modo particolare da un paio di anni, ma in nessuna categoria, credimi, neanche in terza categoria. Immagino. Non si può prevedere di vincere, è vero, non c'è nessuna partita che è scontata, però la Vibonese è un'altra di quelle nobili, tra virgolette, deluse di questa stagione. E d'altra parte in un girone dove ci stava Siracusa, Reggina, Scafati, voglio dire, le difficoltà ci sono. Se mi permetti, vai, e poi ci guardiamo. Tu lo sai che io c'ho sempre lo spirito quello. Sì. Io non capisco perché non ci debbono essere i playoff reali in Serie D. Guarda, questa cosa io divento pazzo. È una discussione che si è aperta ormai veramente in larga scala. La federazione probabilmente ha capito che soprattutto quantomeno nei playoff almeno un posto per la Serie C lo devi riservare. Lo devi riservare. Quindi si pensa che già dalla prossima stagione che si faccia come in alcune nazioni tipo la Germania, no? I playoff incrociati tra quelle che scendono e quelle che vogliono salire. Ma diamo la possibilità a squadre che fanno grossi investimenti e non pochi, che non arrivano prima, perché poi su 20 ne vince uno, ma dai la possibilità di una seconda opportunità. Ma l'esempio del nostro girone I, praticamente una tra Siracusa e Reggina rischierà probabilmente di ritornare a fare la prossima stagione il campionato, quando invece ci sono squadre in Serie C che non riescono a completare la stagione. Sappiamo benissimo. Allora, guardiamoci gli highlights. Il pareggio molto importante della squadra acese in quel di Vibo Valencia. Buon pomeriggio e buon calcio a tutti da Mimmo Famularo e benvenuti allo stadio Luigi Razza di Vibo Valencia per vivere insieme un'altra grande pagina del girone I di Serie D. Mettetevi comodi,
Alzate il volume, inizia Vibonese a Cireale, Capone deve retrocedere, Castiglio non bene il suo controllo, alla meglio su Eve, poi c'è subito il gol della Cireale, ha segnato l'ex di turno, ha segnato Alvaro Giuliano, e dopo pochissimi secondi, anzi al secondo minuto, la Cireale è già avanti qui allo stadio Luigi Razza. Su Atteo, il cross in mezzo, palombella lunga nella zona, c'è Terranova e c'è subito il pareggio della Vibonese, schema su calcio di punizione, sinistro vincente di Terranova ed è subito 1-1. Adesso c'è la verticalizzazione, tutto regolare, attenzione. Alagna, la conclusione di testa, Marchetti evita il 2-1, si distende la Vibonese adesso lungo l'out di sinistra, spazio Napolitano che entra in area, Napolitano e attenzione, ancora la Vibonese, quindi Castiglio conquista palla la Vibonese, la verticalizzazione di Favo nella zona di Alagna che riesce a mettere in movimento Cardinale, fermato da Paglia. Iniziato il secondo tempo di Vibonese a Cireale. C'è Alagna che c'ha spazio, riesce a servire Napolitano, prova ad accendersi Napolitano, il pallone per Cardinale. Nunziante, siamo già lungo l'out di sinistra, viene raddoppiato, poi Terranova prova la conclusione di destro, alto, favorisce Vasil che prova la conclusione di destro, alta, la palla in mezzo, svetta di testa, petta e c'è la grande parata di Bifulco a salvare il risultato. A Cireale a un passo dal nuovo vantaggio. Arriva adesso il triplice fischio finale, finisce qui Vibonese a Cireale e finisce 1-1 al gol di Giuliano, risponde Terranova, non va oltre il pari la formazione rosso-blu e Luigi Razza resta ancora un tabù. E parliamo di due belle realtà, il Paternò e l'Enna. L'Enna un po' in sofferenza, ha anche cambiato allenatore, adesso è arrivato Passiatore al posto di Pagana, mentre invece il Paternò ha confermato con budget molto ristretti che insomma certe volte anche con poche disponibilità economiche il campionato tu lo fai anche e rischi anche di fare bella figura come sta facendo il Paternò. Il Paternò è il classico esempio di chi quando metti alla gestione gente che capisce di calcio. Condivido. Non contano più i soldi ma contano le scelte. Adesso, Strianese è un tipo tosto. Strianese, Ciccio, Pannitteri, insomma certo, gente che gente calcio che lo conosce calcio, sì. e che ad occhio vede. Bravo. E quella è la dimostrazione che a volte saper scegliere conta più che saper comprare. Va un grande complimento al Paternò perché è una piazza importante, un contesto importante, a volte difficile come tutti i contesti importanti, certo. E comunque sta lì con dignità, con rispetto, si fa il suo campionato e se lo fa con grande partecipazione. È vero. Lo stesso discorso vale per l'Enna che nonostante il cambio della panchina è da qualche anno che è un grande progetto. È un po' in sofferenza. Ma sono da poco nella categoria, si devono assestare la Serie D. Sì, anche lì è uno scenario differente, è una società che viene da campionati diversi, quindi bisogna poi trovare l'equilibrio perché la Serie D è già calcio professionistico a tutti gli effetti. Siamo già professionisti in eccellenza. Io la chiamerei una vera e propria C2 a tutti gli effetti. Guardiamoci il servizio, è finita 0-0 tra Paternò ed Enna. Le due squadre protagoniste in assoluto della scorsa stagione in eccellenza tornano ad affrontarsi nella gara di ritorno nel campionato di Serie D, la 28ª giornata. È 0-0 il risultato finale tra Paternò ed Enna. Via al racconto della sfida con la formazione ospite pericolosa al 10° minuto quando da cross di Nardella arriva la torre di Moreso per Cicirello
che a 2 passi da Mileto si divora il gol dell'1-0. Lo rivediamo grazie al nostro replay. L'erroraccio da parte del numero 7 dell'Enna, opportunità che si ripresenta qualche secondo dopo con il solito Nardella che cerca in aria Aperi. Il numero 77 non riesce ad impattare il pallone. Alla mezz'ora di gioco ecco i rossazzurri. De Sousa si addormenta, Viglianisi gli strappa via il pallone in modo regolare e poi allarga da Luis Enrique che non riesce a battere Simeoli, bravo a rispondere sul suo tentativo. Dalla distanza, un minuto più tardi ci prova Nardella, palla che termina fuori. Sono tanti i rischi del Paternò in questo primo tempo, ne arriva un altro di rischio in avvio di secondo tempo quando Moreso va fino in fondo e poi a rimorchio trova De Sousa che calcia. Panarello salva tutto e Asero riesce ad allontanare. Come detto, sono poche le emozioni di questo match, ma nei 15 minuti finali il Paternò avrebbe 2 grandi opportunità. La prima al 31esimo con Greco che fa un ottimo recupero e poi preferisce Retucci in fuorigioco piuttosto che guida tutto solo nella corsia sinistra. L'attaccante rossazzurro si arrabbia, ma è proprio lui ad avere a 8 minuti dal termine l'occasione più importante della partita, ma complici le condizioni del terreno di gioco del Falcone Borsellino non riesce a trovare lo specchio della porta dopo un controllo così. Al triplice fischio, solito cerchio e soliti saluti ai tifosi che caricano la squadra in vista del derby al Tupparello contro la Cireale. E parliamo adesso di questa Regina, la vera antagonista alla vittoria finale contro il Siracusa. Come vedi questa battaglia? Probabilmente si concluderà sicuramente l'ultima giornata. Sul filo di lana. È sul filo di lana, perché poi tra l'altro con l'Akragas che è stata esclusa, praticamente la Regina ha guadagnato punti proprio nei confronti di questo Siracusa. Vale per la Serie D, vale per la Serie C. Io sono contro le esclusioni a campionato in corso, perché lo falsificano. Ma lì è la federazione che non dovrebbe permettere le adesioni già all'inizio stagione. Sono d'accordo, Ettore, ma mancano, quante mattine mancano in Serie D? 4, 5 adesso 4-5, sì. Fai finire il campionato. È più facile fai finire il campionato che creare questo disagio a squadre che magari hanno preso 6 punti. Sì, ma nel caso dell'Akragas parliamo di una società che non esisteva più, che aveva problemi anche nei trasferimenti, e quindi cosa succede? Che se tu come società non hai il minimo garantito per fare una trasferta, che non è certamente dietro l'angolo, rischi di non avere neanche quegli importi economici di sopravvivenza. Ecco spiegato perché poi alla fine l'Akragas è scomparso. Però alla fine pure. ci ritroviamo con classifiche che sono disorientate, che sono diverse rispetto, perché tu puoi giocare contro cambia tutto. Tu giochi contro l'Akragas a settembre quando sono grandi entusiasmi, vai ad Agrigento e perdi perché è un campo caldo. Chiaro. E poi invece ci vado io ora e sono 4 ragazzi e cioè capito che l'equilibrio dei campionati così va in disordine, viene falsato. Sulla bella vittoria della Regina in casa della rivelazione San Biasi abbiamo una battuta di mister Bruno Trocini, allenatore della Regina, uomo determinato, penso che sia l'uomo giusto per Reggio Calabria. Le partite sono complicate, diciamo che il campionato ci dice settimanalmente che non si deve dar nulla per scontato. Oggi il primo tempo lo ha dimostrato, ma insomma questa era la partita che sapevamo e che abbiamo anche preparato. Siamo andati molto diretti, non volevamo neanche incasinarci la vita, perché se questi si vengono a passare forte magari si può andare in difficoltà. Invece sapevamo che era una partita dove all'estetica dovevamo preferire la sostanza, la forza, la determinazione, e anche oggi, ripeto, i ragazzi hanno dato una risposta straordinaria. Complimenti dunque alla Regina che continua questo suo percorso, poi a fine trasmissione mi dovrai dare il tuo pronostico chi vincerà il girone I, però attenzione perché quasi tutti quelli che sono venuti ospiti a penalty hanno questa difficoltà, perché probabilmente veramente si potrebbe decidere gli ultimi 90 minuti. Io te lo posso dire già ora, facciano gli scongiuri gli amici della città che sto per nominare, secondo me è Siracusa. Secondo te il Siracusa? Va bene, allora non ti farò questa domanda al termine della puntata. No, ma perché è una società strutturata, con ambizione, con numeri grossi a disposizione,
una piazza che ha sede di calcio, che conta, ha questo vento proprio popolare che la spinge, non che Reggio Calabria non ce l'abbia, anzi attenzione, è una bella casa. Io fosse per me li promuoverei entrambe, visto che poi in Serie C spariscono le squadre quando ci sono solidità così importanti. Ecco perché ci vogliono i playoff in Serie D, ma i playoff veri, non quelli veri. fasulli. Condivido. Dobbiamo fare un plauso invece alla San Cataldese, che ha liquidato questa Scafatese, che probabilmente ha capito che ormai il distacco dal duo di testa era quasi un'altra campana che pensava di avere vita facile, invece non è così. Caro Ettore, per gli amici di San Cataldo vale il ragionamento che abbiamo fatto per gli amici di Paternò: lungimiranza, attenzione, capacità di scegliere, sto dicendo questo, i tecnici e gli atleti, budget limitato ma speso con ottimizzazione di tutte le risorse. Anche se quest'anno la San Cataldese non è seguita da un pubblico numeroso rispetto agli altri anni, e non capisco perché, forse perché c'è un po' di polemica. Non conosco la realtà locale, quindi non so cosa si è potuto, però San Cataldo c'ha un tifo importante, una passione particolare, è una città che vive di calcio, quindi tra l'altro quest'anno insomma il derby con la Nissa ha particolarmente aumentato l'atmosfera del gioco del calcio nelle due belle realtà. E poi la San Cataldese ci sta da tanto, ci sta bene in Serie D, non è una che è novizia alla categoria, tra sali e scendi. Comunque negli ultimi 20 anni insomma l'ha frequentata tanta la categoria. In molti si domandano come mai due belle realtà nissene non si uniscono e fanno un'unica grande squadra, e invece poi abbiamo scoperto che nel corso degli anni veramente esiste questa differenza. Sono un po' come Catania e Pallecetto. I tifosi della Nissa non vogliono sentire parlare di unirsi con quelli della San Cataldese e viceversa. Bene, però intanto questa bella vittoria contro la Scafatese ha fatto fare un grandissimo balzo in avanti alla squadra di Pitatella, che a questo punto insomma vede la salvezza, non dico vicinissima, ma certamente a portata di mano. Guardiamoci il servizio. Ventottesima giornata, benvenuti al Mazzola, benvenuti a San Cataldese Scafatese. L'arbitro del match è il signor Ismail Sabri della sezione di Rovereto, coadiuvato dagli assistenti Michele Pagano della sezione di Brescia e Matteo Dorazio della sezione di Teramo. Con le immagini del primo tempo andiamo al minuto 9, quando è la Scafatese ad avere la prima azione offensiva importante, con Esposito che dai 25 metri cerca la porta ma trova la parata di Dolenti. Al 39esimo è ancora la Scafatese ad andare in avanti con Molinaro a destra che mette il pallone in mezzo, cerca e trova Foggia che si gira, conclude ma trova la grande parata di Dolenti. La San Cataldese si fa vedere in avanti al 42esimo con Boniglia che appoggia per Montaperto il suo tiro, dà l'impressione del gol, ma la palla si spegne sul fondo. Sarà l'ultima azione degna di nota della prima frazione. Andiamo adesso con le immagini al secondo tempo. Al minuto 9 c'è una grande involata di Gueye che viene messo giù in area da Santarpia. L'arbitro indica il dischetto del rigore, si presenta dagli 11 metri proprio il numero 9 che parte col destro centrale potente, fa 1-0 San Cataldese. Grande gioia per l'attaccante verde amaranto che porta in avanti i suoi. Al 15esimo è Montaperto a provarci su calcio di punizione, il suo tiro però finisce tra le braccia del portiere ospite. Nel finale di tempo poi la Scafatese con questa punizione di Gagliardi prova a rendersi pericolosa, ma la San Cataldese in pieno recupero con Quame servito da Chironi arriva in area il numero 8, serve poi la corrente sottile che può solo appoggiare in porta per il definitivo 2-0. 6 punti su 6 per la San Cataldese in queste due partite casalinghe.
San Cataldo che dunque vede la possibile salvezza, siamo tutti contenti perché il lavoro dietro una squadra come quella di San Cataldo c'è e si vede, e il complimento viene allargato soprattutto, a parte a tutta la dirigenza, anche al mister. Esatto. Ecco, cioè, il mister lo conosciamo. Pitadelli è uno dei tecnici che meriterebbe una possibilità in una categoria superiore. È vero. Perché secondo me è pronto da tempo per poter allenare quantomeno in Serie C, perché uno, io lo conosco, c'ha la tigna, c'ha la determinazione. Si parla tanto di Conte, legge benissimo la partita. Si parla tanto di Conte come se fosse questo maniaco della vittoria, questo ma guarda che Orazio non è messo, cioè è lì pure. È uno che legge la partita bene, quindi speriamo bene. Mi auguro che riesca a fare, prima che finisce di allenare, la categoria quantomeno superiore alla Serie D. Allora, mi hai parlato del Siracusa come possibile, gruppo che vincerà questo girone I del campionato di prima categoria, ma cosa ti è piaciuto di questo Siracusa in questa stagione? A parte che c'è un roster, lo sappiamo. Non è un roster di Serie D, è una squadra di Serie C che impropriamente in panchina vedi gente che gioca in altra squadra. Tu che hai fatto allenatore sai che cosa vuol dire per un tecnico che in panchina quando gira, la giornata è 9 e c'ha 3, 4, 5 giocatori che non hanno fatto la Serie D ma hanno fatto quantomeno la Serie C, vincendo la possibilità. Quindi stiamo parlando di una squadra aliena alla categoria. Poi c'ha la passione della città, una città importante, una città che ha fatto anche la Serie B nella sua storia. Insomma, il Siracusa è una società che merita quantomeno la Serie C. È vero. Poi tra l'altro, insomma, Ricci non che la Regina, attenzione, anche la Regina è nelle stesse condizioni. Sì, però è anche vero che il Siracusa negli ultimi anni ha speso un po' più della Regina. La Regina, diciamo che negli ultimi 2 anni ha fatto delle grandi squadre, ma dopo. L'anno scorso con la partenza all'handicap è stato quasi impossibile pensare di recuperare tutti quei punti, però quest'anno zitta, insomma, si è incuniata tra quelle squadre campane e lo stesso Siracusa, e alla fine sta risultando come la vera squadra. Già il Siracusa lo scorso anno avrebbe dovuto vincere il campionato. Vabbè, l'anno scorso c'era il miracolo Trapani, quindi ha del pazzesco come si perde un campionato con più di 80 punti, quasi impensabile. Siracusa che vince però una partita che non è stata per niente facile, perché addirittura era anche in svantaggio contro la Castrum Favara di un altro allenatore che è tosto, che è Pietro Infantino. E adesso la squadra di Favara storico capitano dell'Atletico Catania, storico capitano dell'Atletico. È un altro che lavora, un altro che preferisce alle chiacchiere, È un momento però in cui la Castrum Favara non sta rendendo moltissimo, Non ha l'organico del Siracusa sicuramente. Certo. No? Però devi fare un po' le nozze con i fichi secchi. Però Pietro il capitano è una roccia, e quindi sono sicuro Pietro che il capitano mi piace, riuscirà anche quest'anno a raggiungere il suo obiettivo, perché è uno che anche lui meriterebbe altri palcoscenici. Non è in una situazione drammatica, sottolineiamolo, però chiaramente la sconfitta a Siracusa che ci può stare, non è un punto d'arrivo ma è un punto di partenza, perché adesso nelle prossime partite probabilmente potrebbero arrivare quei punti che permetterebbero al Favara una salvezza meritatissima. Per intanto ci guardiamo il servizio. Vittoria del Siracusa 3-1 contro la Castrum Favara. Il Siracusa sotto di un gol nel primo tempo con la Castrum Favara alla ribalta nella ripresa, vincendo per 3-1. Senza l'infortunato Di Grazia, mister Turati preferisce dall'inizio Convitto. A centrocampo invece, in luogo di Candiano, c'è Palermo. In difesa rientra Puzzone dopo la squalifica. Partono bene gli azzurri, oggi in maglia bianca, con il primo tentativo al 13° di Convitto, gran giocata con stop perfetto, fuori 2 giocatori avversari e incrocio sfiorato. Al 16° pericolosi gli ospiti con la conclusione al volo del centravanti argentino Varela, con la gran parata in angolo di Fedele Iovino. Il Siracusa reagisce dopo 5 minuti con Alma che conclude al volo di sinistro ma trova il palo a scuffia battuto. Al 26° rigore non dato agli Aretusei per l'atterramento in aria di Palermo.
Contropiede a Retuseo al 27esimo con il sinistro di Alma che sfiora il palo. Ma sorprendentemente c'è anche il contropiede degli ospiti che portano il vantaggio per la formazione giallo-blu di mister Infantino, e il 31esimo con Traoré che se ne va sulla destra, mette in mezzo per Varela, il tocco di interno destro trova l'angolino alle spalle di Iovino, proteso inutilmente in tuffo. Un minuto dopo esce Marco Palermo per infortunio ed entra Limonelli. C'è una punizione per il Siracusa al 41esimo da parte di Alma, la palla è sotto la traversa, Scuffia ci arriva in calcio d'angolo dall'alto del suo 1,99 m. Al 44esimo vola a quadro sulla destra, prima pennella per Russotto che viene murato, poi alla volta di Convitto che però clamorosamente svirgola con palla altissima. Si va al riposo sotto di un gol. Siracusa col piglio giusto a inizio ripresa, subito Russotto al primo minuto, gran destro con Scuffia che se la ritrova sotto il sedere. Al sesto entra proprio Candiano per Russotto, costretto ad uscire per infortunio. Un minuto dopo è Convitto con un destro a giro, vola ancora Scuffia, Limonelli non riesce nel tap-in vincente. Al 10° minuto è la volta di Alma per Maggio, colpo di testa alto. Il Siracusa la pareggia al 14esimo, la progressione di Candiano con il micidiale destro a giro che non lascia scampo a Scuffia. Al 17esimo Sarao per Maggio. Al 19esimo è Candiano ancora a scucchiaiare un pallone d'oro per Sarao che non ci arriva nemmeno Convitto, anticipato per un attimo in calcio d'angolo. Entra Longo al 23esimo per Convitto e 2 minuti dopo gli ospiti restano in 10 per il secondo giallo a Baglione per il fallo tattico su Sarao che stava per effettuare una ripartenza e quindi rosso. Ne approfitta subito il Siracusa con Longo al 33esimo, la ribalta con un gran destro che lascia di stucco il portiere Scuffia. Entra Di Paolo al 37esimo per Alma e al 45esimo, sempre in contropiede, se ne va Longo tutto solo e mette dentro il 3-1 finale, realizzando così una splendida doppietta. Nell'ultimo dei 5 minuti di recupero concessi è Di Paolo a provarci con un sinistro che finisce fuori non di molto. Gran gioia per questa vittoria, ma delusione cocente perché si apprende del gol finale della Regina nei minuti di recupero alla Lamezia contro il Sambiase. Il distacco resta immutato, 4 punti con la Regina che ha una partita da recuperare, una partita in meno. Escono fuori dai giochi definitivamente Scafatese, Sambiase e Vibonese. Domenica prossima, Gran Derby a Licata. Gli ultimi 40 secondi su questa Serie D li dedichiamo alla squadra della Nissa che ribalta una partita che la vedeva soccombere 2-0 nei confronti del Città di Sant'Agata, alla fine vince 3-2 e lì è ancora una volta la conferma che l'allenatore spesso e volentieri ti fa la differenza. Campanella, da quando è arrivato a Caltanissetta, ha cambiato la storia di questa stagione, sei d'accordo? Campanella è un profilo di tecnico che equivale, se lo volessimo paragonare ad un tecnico della Serie A, ad un Mazzone o ad un Sonetti che tu ti ricordi, un diciamo Mondonico. Anche un Ranieri attuale. O un Ranieri, uno che è in grado di trasformare, perché tocca l'anima dei giocatori, fa un lavoro di psicologia, essendo stato un calciatore sa quali sono i momenti che si affrontano in una stagione. La Nissa, che ha un signor organico che poteva competere anche secondo me per altre posizioni di classifica, è riuscita a mettere in ordine le cose. Adesso la Nissa macina punti, cercando di agganciare anche insomma i playoff, ma playoff che contano poco perché è soltanto un dispendio ancora di energie e di trasferte. Tu che sei esperto, a che servono i playoff in Serie D? Nulla, perché a spendere i soldi. Che poi tra l'altro quest'anno si è già saputo che saranno pochissimi ripescaggi in Serie D perché con l'arrivo di altre under 23 nel campionato di Lega Pro anche su quella, chiudono ancora di più il gruppo dei ripescati. Avrei motivo di dire cose. Vabbè, lasciamo stare, fermiamoci qui perché tu so che sei come al solito sempre voglio essere chiaro. diplomatico.
Borghese Diplomatico. Parliamo dell'Under 20 del Milan che retrocederà in Serie D. Sì, anche Mi su spieghi questa la cosa, finalità di questa seconda squadra? Nulla. Ma siccome noi parliamo solo di calcio dilettantistico, ci fermiamo qui. Esatto. Bene, ci fermiamo qui perché c'è anche la pubblicità, quindi tra poco rientreremo in studio, subito poi dopo i 2 gironi del campionato di eccellenza. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Stagione numero 14 di Penalty 24-25. Vi aspetto anche ai Penalty Awards 2025. Sarà la 12ª edizione. Appuntamento con il meglio del calcio dilettantistico siciliano. Da non perdere. Di nuovo in studio con la seconda parte conclusiva della nostra trasmissione. Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Partiamo subito con il campionato di eccellenza, subito il girone A. Diamo subito uno sguardo ai risultati della 12ª giornata di ritorno. Accademia Trapani che perde in casa contro il Castellammare 4-2, vittoria dell'Athletic Club Palermo contro la Don Carlo Misilmeri, vince anche fuori casa il Città di Gela contro il Città di San Vitolo Capo, l'Ascari Cefalù che perde contro la Folgore Castelvetrano, vittoria anche dell'Oratorio San Ciro e San Giorgio contro il Marsala 1912, San Giorgio Piana batte Parmonval 3-1, Casteldaccia batte Super Giovane Castelbuono 3-2 ed infine pareggio tra Unitas Sciacca e Partinico Audace. Continua ancora il testa a testa tra Athletic Club Palermo e Città di Gela, anche se la squadra palermitana in questo momento è in testa con 68 punti, 4 punti giù il Città di Gela con 52 l'Unitas Sciacca, 48 San Giorgio Piana, 42 Don Carlo Misilmeri, 39 Accademia Trapani, con 37 Parmonval, 34 punti Castellammare e Marsala 1912, 30 punti per la Folgore Castelvetrano con 28 Città di San Vitolo Capo, 27 Casteldaccia, 26 Super Giovane Castelbuono con 23 Partinico Audace ed Oratorio San Ciro e San Giorgio. Chiude la classifica l'Ascari Cefalù con 14 punti. Dobbiamo subito far vedere le immagini di questa ennesima vittoria importantissima dell'Athletic Club Palermo, che è diventato ormai, caro Gianluca, la nuova realtà di Palermo. Sta puntando dritto verso il campionato di Serie D e finalmente devo dire che Palermo la prossima stagione assaporerà finalmente una squadra in Serie D, perché insomma manca da questa categoria da tantissimo tempo.
A parte la partecipazione della squadra che oggi è in Serie B di qualche anno fa, no? Beh, certo, questo è anche vero, però diciamo che non sia il Palermo quello classico. Di una seconda squadra. Una seconda realtà. Il suffisso Athletic a me mi rincuora. Ah, beh, no? certo, sì, perché è dopo vero. l'Atletico Catania negli anni 90 ne sono successe. È vero. È stata una parola tante, poi, insomma, sì, che ha dato spunto a tante altre Loro realtà. lo utilizzano in inglese, ma la sostanza è quella. No? È quella. Poi vedo che c'è il mio amico Concialdi, se non mi sbaglio. Sì, è vero, quindi, trascinatore quest'anno di questa il maratona dell'Etna. Sì, è vero. Il maratona dell'Etna che ha giocato con noi per 3 stagioni. Come quindi... andrà a finire secondo te questa battaglia tra Atletica e Città di Gela? Tanti miei amici. Lo sappiamo, però è anche vero che adesso sono sotto di 4 punti, non è facile recuperare. Si sono un po' complicate la vita, la verità è questa. Hanno perso anche lo scontro diretto, Per fortuna qui ci sono i playoff. Per fortuna ci sono i playoff, che attualmente però non ci sono, perché contro l'Unitas Sciacca adesso la distanza dell'attuale seconda in classifica Città di Gela è di 10 punti. Accederà direttamente alle finali nazionali. Io credo che la forza della squadra di Gela sia strutturata bene, c'è un organico importante, un tecnico importante, insomma, sì. È una squadra che non finirà come sparring partner questa stagione. Secondo me si ritaglierà una finestra da protagonista, se non da qui alla fine del campionato. Con i playoff sicuramente il Gela potrà accreditarsi per tentare il salto di categoria. Però sappiamo benissimo che i playoff comunque sono sempre un terno all'otto, perché può succedere di tutto poi nelle partite. Ma è una signora squadra quella, attenzione, quella è una squadra di gente che i playoff li ha fatti, li ha vinti, una squadra che insomma di un tecnico che conosce bene la categoria. È vero. Possiamo rientrare in studio perché proprio riguardante il Città di Gela sentiamo la battuta di Gaspare Cacciola, sempre molto determinato ed è convinto che i suoi ragazzi comunque hanno disputato una grandissima partita in quel di Città di San Vitolo Capo e sa benissimo che non bisogna mollare sino all'ultimo, perché fino a quando la matematica certezza non assegnerà all'Athletic Club Palermo la supremazia di questo girone bisogna sempre sperare, perché il pallone è rotondo. E anche questa è una partita dal risultato largo, però comunque al di là che devo fare complimenti alla mia squadra, perché secondo me hanno disputato un grandissimo primo tempo, però devo dire che anche il San Vitolo Capo non mi è dispiaciuto, è una squadra che cercavo di giocare e forse era proprio questo, perché magari ci ha lasciato grandi possibilità di ripartenza e noi sotto questo punto di vista chiaramente siamo una squadra che ne approfittiamo, perciò una partita che mi è piaciuta nel complesso. Noi stiamo continuando nel nostro percorso, è normale che un'altra vittoria con un risultato rotondo ci dà la possibilità di preparare al meglio la partita in casa contro lo Sciacca. È un'ulteriore dimostrazione che il gruppo è coeso, che siamo tutti coinvolti, che tutti ci tengono a far bene. È normale che per me è importante recuperare più uomini possibili, che siano andati in rete i subentrati come Arcidiacono e Savasta sicuramente mi fa un enorme piacere, sia per me che chiaramente che per loro. Il San Vitolo Capo è una squadra che comunque ci ha creato delle insidie, delle difficoltà, per quello che mi riguarda ci può stare, perché concedere 10 minuti agli avversari fuori casa è fisiologico, però se dobbiamo alzare l'asticella dobbiamo evitare anche quei cali di concentrazione che si sono visti in quei 10 minuti. 4 partite, 4 vittorie importanti, i numeri che hai detto tu chiaramente lasciano proprio un segnale netto per quello che è lo stato di forma della squadra. Stiamo bene, abbiamo superato quella difficoltà e adesso chiaramente da qua a fin quando ci sarà la possibilità di giocare dobbiamo dare il massimo tutti, i ragazzi lo sanno, ne siamo consapevoli tutti, dobbiamo guardare a casa nostra e continuare ad alzare l'asticella. Asticella che si alzerà, perché bisogna aspettare veramente probabilmente gli ultimi 90 minuti per capire chi vincerà questo girone A del campionato di eccellenza. Siamo nel rush finale, pertanto subito girone B.
Subito il tabellino dei risultati di domenica, la 12ª giornata di ritorno, la vittoria importantissima del Rosmarino contro il Città di Mister Bianco per ben 7-1, 2-0 del Real Siracusa Belvedere contro il Città di Aci Sant'Antonio, vince anche l'Imesi Atletico Catania 94 contro il Gioiosa, pareggio tra Ionica FC e Mazzarone Calcio. Il Modica che vince lo scontro diretto contro il Città di Avola 2-1 ed infine anche la Nebros che pareggia contro la Leonfortese, il Milazzo che vincendo fuori casa conserva il primato vincendo in casa del Palazzolo 1-0 e conferma anche per il Vittoria 2-0 contro la Leonzio 1909. La classifica attualmente vede in testa le due squadre probabilmente più importanti insieme al Vittoria di questo girone, Milazzo e Modica con 57 punti, abbiamo poi il Vittoria con 54, 52 Città di Avola 2020, leggermente attardato però grande merito alla squadra di Sirigu, con 51 Nebros, 37 Leonzio 1909, 35 Imesi Atletico Catania 94, 33 punti per Gioiosa e Leonfortese, con 32 Palazzole e Rosmarino, 31 Ionica FC, 25 Città di Aci Sant'Antonio e Mazzarone Calcio, con 21 punti Real Siracusa Belvedere, chiude la classifica il Città di Mister Bianco con 6 punti, adesso già ormai da un paio di settimane retrocesso al campionato di promozione. Prima della battuta finale sentiamo le voci di di un giocatore e di un allenatore che attualmente sono praticamente in testa in questo girone B del campionato di eccellenza. Sentiamo Cacciola del Modica Calcio e mister Bognanni, allenatore del Milazzo. Sì, è stata una stagione un po' particolare dove all'inizio ho avuto un infortunio che mi portavo dall'anno scorso e adesso che sono rientrato in campo spero di dimostrare che sto facendo bene, che comunque do tutto per questa maglia, che ci tengo al salto di categoria e ci teniamo dall'anno scorso, la società ci tiene in particolare da 3 anni, è una società ambiziosa che merita molto, così come i tifosi. Oggi abbiamo fatto una partita straordinaria in un campo difficilissimo in cui loro si sono giocati giustamente la partita della vita, hanno fatto tutto quello che potevano per rallentarci, ma i miei ragazzi ancora una volta oggi hanno dimostrato quello che dimostrano dal primo giorno, dal 29 luglio, da quando siamo insieme, di essere un gruppo di ragazzi straordinari, di essere un gruppo di eroi, visto le premesse iniziali, visto tutto quello che stiamo passando giorno dopo giorno, siccome stiamo facendo una battaglia sportiva a delle superpotenze del calcio siciliano, a livello anche economico e a livello di progetti, io solo posso dire grazie ai miei giocatori. Il merito, se quest'anno si sta facendo qualcosa di straordinario, è di tutti, componente società, giocatori, staff, una splendida tifoseria, ma soprattutto i miei giocatori che anche oggi hanno dimostrato qualcosa di straordinario, qualcosa che secondo me rimarrà negli anni a Milazzo, perché una squadra che doveva arrivare, lo dico sempre, tra i primi 5, 6, 7 posto e prima dal primo giorno sta facendo qualcosa di importante. Oggi abbiamo vinto una partita difficilissima contro un avversario buono, con buonissimi giocatori. Abbiamo rischiato solo un paio di situazioni, sì, abbiamo concesso un po' il possesso palla, i primi 10 minuti siamo partiti un po' male perché abbiamo sentito un po' l'importanza della gara, poi i ragazzi si sono sciolti, abbiamo alzato il baricentro, abbiamo giocato benissimo sotto tutti i punti di vista, siamo andati in vantaggio l'1-0 con un ottimo gol di Scolaro, poi potevamo fare il secondo gol e poi non abbiamo rischiato niente. Il secondo tempo è stata una battaglia su ogni pallone, loro hanno avuto una buonissima occasione, ma anche noi poi sulle ripartenze siamo stati pericolosissimi. Oggi era importante vincere perché ormai 3-4 giornate alla fine non si guarda niente, si guardano solo i punti, si guarda la classifica, si guarda tutto quello che stiamo facendo in maniera straordinaria e, ripeto, il merito di questa stagione è solo dei miei grandissimi giocatori. Sì, ci sono tutte le componenti, ripeto, società, staff tecnico, grandissima tifoseria, ma soprattutto i miei giocatori. Anche qui ho l'impressione che probabilmente si concluderanno negli ultimi 90 minuti tutte le classifiche e tutti i vari accoppiamenti.
qui è un con la po' più possibilità anche di uno ingarbugliato spareggio. di quello che abbiamo visto fino ad oggi. Sì, assolutamente. Tra la Serie D e il girone A dell'eccellenza la corsa è a 2, qui Sì. la corsa è a 3. A 3/4 perché potrebbe esserci anche ti continuo a dire che il Vittoria è la mia favorita. Beh, vedremo. Nonostante sia tardata di 3 punti, credo che sia un organico veramente strutturato per vincere. Però ci piace perché a dimostrazione che quest'anno veramente il campionato di eccellenza ha regalato delle bellissime emozioni. Sono 3 grandi piazze che hanno fatto la Serie C. È vero. Siamo ai saluti. Allora Gianluca, abbiamo 60 secondi fondamentali, 30 li dedichiamo all'Atletico Catania e 30 li dedichiamo all'artista Gianluca Barbagallo, perché sappiamo benissimo, attore di teatro, importantissimo, ma con la passione del calcio. 30 secondi all'Atletico. Croce e delizia. Croce e delizia. 30 secondi all'Atletico. Consentimi di dedicare la vittoria di questo campionato alla buonanima di mio papà, che tu conoscevi, grande sostenitore dell'Atletico e che avrebbe pianto per la gioia di aver vinto un campionato. E questa è la cosa più bella che potevi dire. Che io mi sentivo di dire. Bravo, hai fatto bene. Tutti i miei sacrifici di quest'anno sono perché ho voluto regalare a lui e immagino che lui abbia un sorriso. E sono contento. Gli altri 30 secondi li dedichiamo... Per ringraziare tutto il mio staff, tutti i giocatori, tutti i tecnici, tutti i dirigenti che hanno contribuito alla vittoria di questo campionato, perché tu lo sai che vincere un campionato non è mai facile, quindi non faccio i nomi perché sarei sicuramente capace di dimenticarmi qualcuno, quindi ringrazio tutti quelli che hanno contribuito alla vittoria di questo campionato. I 30 secondi sono diventati 15 per parlare di Gianluca Barbagallo. Mi trovate in giro per la Sicilia con i miei spettacoli. Adesso settimana prossima, se non Domenica sbaglio. sarò a Gela il 30 marzo. Qual è lo spettacolo? Consultare l'agenda, una commedia scritta da me, di quelle commedie che tu hai visto, brillanti, si va a ridere tantissimo e poi lui è veramente un animale da palcoscenico. È anche molto diverso quando fa l'allenatore e soprattutto in questo caso quando fa il presidente, che insomma è la sua grande passione. Gianluca, in bocca al lupo per tutto. Grazie Ettore, grazie per avermi fatto respirare l'aria di casa e per aver visto a che livello è arrivata questa cosa che abbiamo visto crescere insieme in sordina, adesso a un livello quasi monumentale. Grazie, quindi complimenti e grazie ancora. Grazie a Gianluca Barbagallo, il nostro ospite nella puntata odierna di Penalty. Come al solito ci congediamo da voi, vi diamo appuntamento alla prossima settimana puntuali, mi raccomando 15:20 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Un abbraccio a tutti voi.